bisogna assare. Vieni. Prego, si accomodi, signor Joccolo, prego. Faccia un monte. Senti di ma se c'era solo che spaccava i piedi. Sì. Come un Fiat, va tutta una vuota. Ci vogliono dire, non sai. Ma che tu manca aveva macchina? Messi muto. Quando uno vuole un lampo, c'è sereno tutto un dongopo, E torna partito, perché non può partire. Gente, ieri c'era solo che spaccava i piedi. Sì, ti dico, lascia parlare a noi, ci annuncio. E come che tu dici? Dici lo tuo comodo, mamma. Usa, Abusate come curiosame. Non sabe, marito. Signora, purtroppo in questa occasione ne aveva a dare coraggio. Tanto coraggio e forza. Lei va a pensare che uno si trova buon animale suo marito. Sicuramente sarà meglio di stare alle Mamma, ma che tu manco diceva la casa? Dale, tutto casa e chiesa e casa. Mamma, ma un signore, a casa o a chiesa? Che devo dire? È pure che le hanno da faccia, mi pare che è stato troppo sofferente. Io ho avuto un da faccia, un te spalle, un da panza, un te gambe. Chissà perché, ma che può finire per caso? Un medicista che magari lei aveva venduto sto gelato per via. Non è possibile. Tiesta, grande, pitalla a lei. Pensava, meno male, ma signor Joccolo viene un cristiano di cuore e può capire. Signora, un cuore mi state occupando un fegato. A me usa, tutti cose mi state occupando. Tutto. No. Peccato, sciacquato un azzettino. Perché? Signora Neguzza, facessi una cosa. Ci offrissi una tazza di caffè, signor Joccolo. La banna una cucina. Sì. Va. Signor Joccolo, venissi con me nella cucina da banna. Sì. Ci offro un pochettino di caffè d'orzo. No, per favore. Perché no, io di fresco, fatto la sera, perché la signora Emma ce l'aveva fatto. Ma che dice che mi vieni pure?
mi viene pure la pressione, io no. Mi viene un accostino, mi schiaccio. No, non voglio capire, per favore, non voglio capire, per favore. E allora ci faccio un pochettino di tè con il limione. C'hai un'acidità, queste cose a me non me la va a dare, per favore, lei non me la va a dare. E allora per l'acidità ci faccio una bella tazza di acqua cadauro, sempre con il limione. E questa magari me la posso pigliare, ma non posso pigliare. Vieni magari tu. Andiamo da banana cucina. Che fate qua? Va, signora Mariannina, Monini. Un brodo lattuno. Lavi in capo, Monini, va. Aspetta. Avolino, non ci faccio più come della dire, non ci fa, mi sta scoppiando la piscina. Susi, davanti. Avolino, non ci faccio più. Bagna, cammina, avanti. Uno. No! Aspetta, mettiti quanto gioco, che? Mettiti qua. Si può, ora può fare il voce d'acqua. Tu voce? Sì. Una cascata di acqua, Ricciardo. Avolino, buono. Avolino. Susiti. Avolino, battete. Forza. No, finissimo. Oddio, la mamma cae. Stamattina mia, la toaglia che fanno, cercavo qua. Una toaglia. Vedo una toaglia per apparecchiare. Calma a mangiare. Occa, volate mai. Che fa? Mangiamo a panno come signore, o lasciamo solo un mucco. Calma, si Mangia panna la vicina, meglio, mamma. No, satti mucca, vedo a lei. Perché dammi il requiem, un rosario, tutto quello che c'è bisogno. Ma si disse pure il requiem. Rivedimoli. Requiem materno, scatta in pace. Nel Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signora pigliassi lo papà. A lo ti posso servire e come potessi fare. Requiem materno, scatta in pace. Mettiamoci stato anche da, a così si può liberare. Requiem materno, scatta in pace. Amen. Con occhi dissi, giurare, dissi, ci può sputare a vesci che può morire. Dane, c'è un pappagallo di chi può E come faccio? C'hai le mani attaccate con rosario. Oh, Filipilla, tu rinco pappagallo. Ciao, Pirassi, lei! Lei è giocata a fili, non si può sapere la vista sbagliare! Scatta in pace. In casa punta. Mamma, dammi quel bacio. Ci mi ha! Fare il figlio. Allora, ma ci mi ha! Io non facevo già non si. Dio, c'è di là, perché tu puoi stare, sta dietro la fame! Vieni! Io facessi aspettare fuori, si non la rinuncia. Vieni fuori. Non è, finitilla. Posa tutti quasi una tavolino, dai! Signora Mariannina! Ciao, c'è un po'. Chi c'è? Signora Mariannina! Signora Mariannina! Arrivò un consolo! Finissi con mia riccia cucina che andiamo a mangiare! Amoni! Ama! Consolo. Sì? Avanti, Amoni, Io la ma mi sta a cucina! mangiare un consolo, la cucina. La cucina! Stavo di me, no, calma, mi sta addosso. Vamo a mangiare con la tenda, ma mi sento vicino per l'ultima volta.
Figlia, che tu mi serve per apparecchiare la cucina, forchette, cutello, bicchiere, piatto, tutto che tu mi serve. Hai vinto io, ma non dico che vinto. Casa, mangiare. Ma domani non lo vediamo più a chiesto. Mamma. Volevamo davanti. Rilassare, che dissaccio. Tutti i piegoli. 1, 2, 3. Non è gioia. No. Rilassati. Bene. Un quadro di saluti, C'è quadrazzo. Ma come ti potestine? Non è rilassati. Sì, dormi. Anzi, mi sta la ghiacciata che ci mettiamo Ci ci penserò. Mamma. Niente. Allora, la ghiacciata a capo. Piano però. Misura ci penserò. Misura piano. Piano, Monica, vai a mangiare. Fratelli, quindi causi vieni. Ecco, cosa sta il tuo visconto? Signor Maranino, da sta sicuro lei il tuo visconto? No, io come scutto solo, mi piglio uno solo ci una no, però a coscia un po' di pollo, malassi, e ma mangio più tardi, per ora più spesso solo mi scudo. Mangiamo. Casa niente. Venga che non c'è nessuno. Chi? Susi, t'assiedete. Assiedete. T'assiedete, ti ho detto. Nanè, tu sentiste che cosa disse al tuo signore Ennio? Che disse? Che disse? Che ha cercato sempre un collaboratore, non l'ha potuto trovare. Sì! Ma se tu travagli, a stare a mezzo sempre ai morti! Ma che fai, bambino? Che tu ti travagli, no! Ma che discorsi ne fai, Nanè? Un travaglio è travaglio, soprattutto quando viene fatto con onestà e dignità. Ma che dici? Che io faccio un becchino? No, non faccio un becchino io! No! No! Nanè, dai a me a bella una faccia. Appena ne scemo di sta situazione, sempre se ci scemo, tu te ne vai a fare un becchino con signore Enrico. Se no, Nanè, guai a te su un ci vai, perché te levi di ste mano, t'ammazzo io, chi me mano t'ammazzo! Io è meglio che faccio molto ora! Ah, e che la fai fuori? Sì! Sì. Maria Santissima! Tu fai un becchino! Aiutatemi! Ma signora Renuzza! Che succede? Che succede? Ma che faccio? Tu sei riparo un mericcia? Ma che non vai? Liscero! Allora se Liscero è tranquilla! Una figlia di pena! Non capi niente! Liscero i numeri! Siamo ricchi! Liscero i numeri! Ma quale numeri? Ti dica ci lasci tu quando dormevi? Io ci metto i numeri? Sì! Per le guardi? Ma diciamo, Liscero i numeri, siamo ricchi! Chissà! Io non so, ci Siamo ricchi! Potevo pagare, siamo ricchi! Ma allora c'è bisogno che faccio più un becchino! Allora mi suso! Oh, mi segno contento! Vincemo! Liscero!
Era una compassa, mamma, era una compassa per partire di casa, sì. Mi possono sparare? Va bene, sempre morto mi volete. Da siete. Ma che mi impiccicare? Chi c'è? Ciao, siamo lì, ciao, si caputa pietta, ma che fa fumi? E se non fumi? Ricordavi che fumi? La giornata fa per cui fa bene la Dussi. Ma la Dussi? Ma codirietti sti soldi? Codirietti soldi per cantare di sigarette? Che papà chissà, ma vedo vero dici? Con chi ti camminate tu Antonio? Da bacchino, mi tiro da bacchino. Ditemi che la fa! Ditemi che la fa! No, signora Renuccia! Piano! Ma che? Ma! Perché, ma? Ma verità! Diciamo io casto i numeri! Io casto i numeri, sì! Sì, i fascisti numeri! Ma chi è? Un moto! Vivo! Sì, vivo! Ma io quando è fascista? Ma io là! Picchiate a terra là! A non spingere, mi scherza, ieri proprio giù nelle case, con un po' a casa! Guardate là! Allora, vedi come te la vivo! Alla con la lezione nuove! Ma tu i numeri hai giocato a fascisti? Sì! A fascisti! A fascisti! Che ci voleva, Dio? Che ci voleva? Mi stava fanno male da ridere, mi stava fanno Che succede? Mamma mia, cosa ti fai scendere? Anche a tue sigarette ti fanno male! Però io caio sulle 10 euro, ma non mi immaginavo per questi sigaretti sta facendo tutto sto casino. Che cosa? Giocate solo 10 euro? E vuoi sapere se fumo fa male? Se fa male, fa male! Fa male! Una volta che avevi Sperava di pagarmi di tutti i debiti, di farci fare, raccattarci tutto chi gioca fino a ora, non ci ha potuto raccattare. E tu che fa? Ma ma ci cavo lì, ora! La prossima volta ci sarà la prossima volta. Vedi che fortuna. Permesso? La casa. Tu pulire la sola vuota e tu sapi ci scappare. Abbiamo interrotto qualcosa? No, buonasera. Prego, accomodatevi. Sono venuti col regale per questa tale la morte. Ma il morto dov'è? Il morto dov'è? Qua! È morto! È vivo! Sì! Signora! Dacci l'acqua, dai! Ma spingimi! Devo Signora! L'acqua ne vuole? Signora, ma che modi sono questi? Quasi non ci facciate prendere, fate prendere un infarto! Ebbene sì! Con l'aiuto della signora Niluzza abbiamo improvvisato questa farsa perché così il nostro padrone di casa ne allungava pavimento una casa e Illu da gran signore ce l'ha concesso. Ebbene sì, le cose stanno così. Meno male che lei non mi infilò in giacaccia a me, perché se lei mi infilava in giacaccia io morivo per avere uno scatto pure io. Meno male. Solo che ora non sapevamo come fare risuscitare questo morto. Infatti, ma comunque, ora ci pensiamo subito. Nanè, fai una cosa, paghiamo il signor Ioccolo subito e ci spieghiamo subito. Sì, ce l'aveva a dire, non mai ci potevo provare in casa e tutte le cose. E se Illu li vuole denunciare o ittare fuori, lo può fare. Certo,
me dopo tutto questo tempo con papà. Un mio caso riesco a sta telefonata, perché io sono qua. Il signor Ioppolo! Ma signor Ioppolo! Mi aveva passosciana sta morte improvvisa. L'attacco arancina, voce murizzo, a botta subitanea merucca, un murietto sputato, l'occhio caciamato e tutte le malattie che mi hanno mescato. Lo si fa lo fatto. E con l'aiuto del signor Erminio e di sua figlia, voleva vedere fino a che punto è arrivato. Ma per fortuna e grazie al Signore si è risolto questo problema. Meno male, meno male. Ma noi ora siamo disposti a pagare tutti gli arrecciati, tutti, signori, i soldi ora l'abbiamo. Un mio caso, ormai quello che è detto e che è fatto. Con la speranza, anche signor Nenè si mette immediatamente a travagliare. A proposito di Travaglio, signor Erminio, è vero che lei cercava un collaboratore becchino? Certamente. Bene, non è? Poi c'è mio marito, pronto per lavorare. Va bene. Va bene? E per me pure. Ecco. E per me pure. Allora a questo punto sai che venite? Che è meglio che me ne vai a travagliare. Ecco. E così posso pagare a casa, posso pagare spese, a mangiare a me oggi non ci posso dare, o poi tornare a casa posso pagare. A tutti voi ora vi comincio a salutare, però a me, prima di tutto, sta coscia di pollo mai a spuppare prima che me ne vai. Questa cosa le farò io! No, ma voglio fare, no, facciatemi mangiare un pochino! Allora, signori, spero sia stato il vostro gradimento. Adesso presentare i personaggi ed interpreti. E aprite il sipario, grazie. Allora, il signor Ioppolo e il medico Ottavio Fatta. Ricetta Cavafossi, Assunta Russo. Erminio Cavafossi, Salvatore Castrovinci. Santo Campo, Vincenzo Conoscenti. Raimundo Toni Tremuglio. Mariannina Benedetta Mocciolo. Minuzza Francesca Conigliaro. Emma Giancarlegra Dario Borghetti. Il nostro Ramè Giancarlegra Antonino Maggio. Maria Conoscenti ed Eleonora Matassa, direttrice della Concerto Cucinaggio, alla regia audio Maria Laura Cecchini. Inoltre Samuele Mazzani, Salvatore Sarita, Enrico Scienziati.